Buon pomeriggio a tutti amici di Sportisili, benvenuti qui dall'ambiente sport di Leonforte per la gara valida per la 12ª giornata del campionato di Serie C1 Girone A di calcio a 5 tra Città di Leonforte e 3M Calcio a 5. Un saluto qui da Gabriele Rispetto, una gara importante per entrambe che vengono da entrambe una serie di riscatti vari, iniziando da Leonforte che ha vinto l'ultima gara interna contro la Vigor San Cataldo e vuole ovviamente dare continuità a quel risultato. Stessa cosa per il 3M che viene da 2 vittorie consecutive contro esattamente Merlo e 89ers Palermo, dopo 2 sconfitte brucianti contro Palermo Calcio 5 e Athletic Monreale. Andiamo quindi con le distinte, partendo dalla squadra di casa. Agli ordini di mister Buttafuoco ci saranno 5 Psale, 2 Raffaele, tra questi con Silvestro con la 6, Luca con la 10 e Paolo con la 20, capocannoniere per ora della stagione dei ragazzi di Leonforte. E poi agli ordini di mister Buttafuoco ci saranno anche Castro, D'Alessandro, Paolo K, Marraffino e i 2 Micheli, Matteo e Antonio. Per quanto riguarda invece la squadra di mister Calandra, i suoi ordini: 2 portieri, Virruso e Nicolosi, poi Calvaruso, Palazzotto, Puschi, Cottone, Delisi, La Rosa, Runfolo, Accetta, Ricotta e Lucchese. Tanti nuovi volti nel 3M che si è rivoluzionato nel corso di questo mercato invernale che è ancora in corso. 3M che attaccherà da sinistra verso destra del vostro schermo in questo primo tempo, e questo può essere un fattore visto il sole che colpirà la porta di Virruso, che è il portiere titolare dei palermitani, con la maglia verde e i pantaloncini neri. I ragazzi che oggi sono ospiti del Leonforte che attaccherà dall'altro lato per questo primo tempo con maglia e pantaloncini bianchi con qualche inserto giallo-verde che sono i colori sociali della squadra di casa. Manca sempre meno all'inizio. I 2 direttori di gara di oggi saranno il signor Lombardo della sezione di Caltanissetta e il signor Di Bono, quella di Trapani. Cronometrista invece avremo il signor Campione. Qua subito il primo tiro provato da Miceli, anzi da Ipsai, pardon. Lui sicuramente uno dei principali prospetti della formazione leonfortese, con ben 22 gol segnati. Attenzione qua, il tiro provato subito da Runfolo, tra i 4 scelti quindi per iniziare questa gara da mister Calandra. Ma da quanto riguarda il movimento, qua ci prova poi Delisi, impreciso però il passaggio di La Rosa, ovviamente uno dei principali fattori, protagonisti della stagione del 3M finora, non a caso. Faccio un gol Antonio, Ancora Ipsa, torna dietro, ancora buona per Felipe Sale. Quanto pare c'è un problema al pallone, è sgonfio, vediamo se deve essere cambiato. Segnalato il signor Di Buono. Si aspetta solamente il fischio quindi del duo arbitrale. Rimessa per il Leonforte. Batte adesso Ipsala, Miceli, ancora per Luca Ipsale. 3 Ipsali in campo, ricordiamo Raffaele, Luca e Paolo. Il numero 20, Paolo per ora è anche il miglior marcatore non solo del Leonforte ma anche tra i migliori del campionato di C1. Attenzione qua a Luca Ipsale, prova a girarsi, ottima l'idea, riesce anche ad arrivare in area di rigore, andare verso la porta di Virruso, però fa fuori il pallone. Ancora Miceli, Ipsale, senza il tiro, subito il numero 5, che però esce fuori. I primi applausi dell'ambiente sport per la squadra di casa, con il tiro scoccato subito qui da Raffaele Ipsale. Manda il pallone in movimento il 3M con La Rosa. Runfolo controlla, va dalle parti un'altra volta di Delisi, che però perde il pallone. Comunque c'è Cottone, Delisi non è rimpallato, torna ad essere Leonforte che può andare. Attenzione qua Miceli, l'ultimo tocco di La Rosa, sfortunato. Calcio d'angolo sembrerebbe essere per il Leonforte, anzi no,
Ah, devi cercare tu che non la visto. Sono tutte lì dall'altra parte del campo. Non è che però c'è la Virruso che regala quindi la sfera agli avversari. Dopo la deviazione di La Rosa, c'è questo calcio d'angolo per il Leonforte. Scotellate il pallone per Ipsale. Sinistro potente, vuole un'altra deviazione di La Rosa. Che c'è, La Rosa si era già messo a difendere il palo. E forse questa cosa aveva anche indotto tutti a prepararsi per il calcio d'angolo, ma per i due direttori di gara è solamente rimessa al fondo, già comunque sprecata dal 3M. Sono passati 2 minuti di gioco dei 20 previsti di tempo effettivo per questo primo tempo di Leonforte 3. Non è qua ripreso però da La Rosa. Delisi prova le giocate, il numero 12 ma viene fermato, palla ancora per La Rosa. Cottone, sempre il 13 che avanza, palla al piede lì a sinistra, il tiro qua di La Rosa, però si infrange sul fondo. Dicevo, per ora i nuovi volti di questo mercato invernale del 3M che ha ceduto pedine importanti, ne ha acquistate di nuove, uno di questi ovviamente è Cottone, però subito a farsi vedere con la sua nuova camiseta nero-verde. Attenzione ancora a Leonforte che può andare con Ipsale, controllo di Luca Ipsale, lo scambio ancora 3-2, basta sopra i centri, il numero 20, la palla è per Miceli, Ipsale prova ancora le giocate, Ipsale arriva Luca Ipsale che entra in aria, Virruso, grande parata, ma attenzione a ripreso qui dal 5 del Leonforte e poi viene anche sgambettato, bravo qui a per Ipsale, calcio di punizione in favore del città di Leonforte che sta spingendo molto, sta facendo vedere di che pasta è fatto in questa prima parte di gara, anche se siamo ancora solamente al terzo di gioco, ne mancano 17 alla fine di questo primo tempo. Calcio di punizione per la formazione di casa, quindi sul pallone c'è in questo momento Paolo Ipsale. Vediamo se sarà lui ad andare in porta per cercare il centro numero 23 della stagione in campionato. Va Ipsale! Cottone riesce a fare una grandissima parata sulla linea, sistemato lì da Virruso, evita il gol direttamente da calcio di punizione di Paolo Ipsale. Attenzione al pallone qua per Runfolo, può girarsi Runfolo, poi la appoggia La Rosa, un altro tiro provato qui dal numero 13 che prova quantomeno a dare inerzia positiva alla sua manovra, quella di squadra, visto che per ora sicuramente non sta avendo la meglio. 3M che viene ovviamente dal viaggio imponente da Palermo a qua e si deve adattare anche alle condizioni di un campo adesso, da quest'anno, straniero un po' per la formazione del presidente Gio De Simone, visto che ha fatto una cosa per Ipsale a scappare dall'Isi, ritorno palle Leonforte, diciamo, visto appunto il campo sintetico molto piccolo che ovviamente fa risaltare le caratteristiche del Leonforte. Resta ancora col suo mattatore dalle parti di Luca Ipsale, deviazione un'altra volta di Runfolo, la palla non ho visto bene se è laterale o calcio d'angolo, la palla è uscita nella linea di fondo laterale, allora sarà touche con i piedi per il Leonforte. Passa Virruso, miracoloso sul tiro a botta sicura di Paolo Ipsale. Grande parata un'altra volta di Virruso che già si sta iscrivendo bene al match. Attenzione ancora dall'altra parte del campo a Miceli che prova a insistere. Miceli, Virruso, doppio tocco, prima con la gamba poi con il braccio, calcio d'angolo, altra parata qui del portiere del 3M. Pallone che passa un'altra volta, rimane lì, rimane incastrato tra i piedi di Paolo Ipsale, può ripartire il 3M con il duo Cottone e La Rosa, va a vuoto per il passaggio del numero 10, palla ancora per il Leonforte che può andare con il trio di Ipsale e Miceli che adesso raccoglie il pallone. Miceli va lontano da parte di La Rosa, ancora il 13, insiste a sinistra La Rosa, la parata doppia che parte
Ipsale, classe 95. Sono due Ipsale in campo. Lui, il portiere, fa una grande parata qui, doppia, un tiro a botta sicura, ampiamente provato dal Trem. Cambi per il Leonforte, mister Buttafuoco getta in campo uno dei nuovi volti di questa stagione del Leonforte, catapultato nel girone A questo campionato 24-25. Attenzione ancora a Malik Sainé, come dicevo, uno dei nuovi volti della formazione di Enna. La perde palla Raffaele Ipsale, è uscito Luca Ipsale. La palla adesso la rosa, Cottone a destra, Cottone è buono per Delisi, ancora il numero 10, trova Delisi, va Delisi, fermato in scivolata qui da Miceli. Palla ancora per il Trem, ancora per Delisi, la rosa è chiuso per andare alla conclusione, vede Cottone, ancora la rosa, prova ad accendersi lui, la palla ancora per Cottone che chiama in causa anche Virruso. La palla gira quindi in questo momento, sponda Trem, Runfolo controlla da pivot, ancora Runfolo di suola non riesce a trovare Delisi e poi un'altra volta Sainé provava ad essere chiamato in causa, non è però finisce fuori. Ancora palla per Delisi che trova il tiro da un 12 all'altro, la palla Ipsale, calcio d'angolo, Trem che sta aumentando i giri del motore. Esiste ancora il Leonforte, il tiro qua provato da La Rosa al volo, conclusione però sbilanciata. Ancora una volta Ipsale può rimettere i palloni in campo. Miceli, Paolo Ipsale, ancora con la suola il 22. La buona per Sainé, insiste Malik Sainé, Ipsale va sul sinistro, poi rimane un po' sotto, ancora Ipsale. Sainé non riesce ad andarsene, ottiene comunque un'ottima rimessa laterale nella metà campo avversaria. Malik Sainé, un gruppo cementato quello del Leonforte. Sainé, come dicevo, una delle ultime novità in termini di roster. Poi riprende palla Cottone, attenzione a lui, Cottone al centro, non trova la rosa, impreciso il passaggio, si lamenta qui Cottone con se stesso per la misura di un passaggio, poteva già mandare in porta la rosa. Attenzione, un altro errore, deve distendersi Ipsale per prendere questo pallone. Adesso gara viva, si punteggia ancora di 0-0. Attenzione, ancora la palla al centro che passa qui, parte di Miceli che voleva di nuovo andare da Paolo Ipsale, lascia il pallone lì, Ipsale per Raffaele Ipsale, ha provato la conclusione il numero 5, forse c'è stata anche una deviazione da parte di Cottone. Ancora Ipsale, Virruso chiama facilmente il pallone urlando Mia, allora ancora Francesco Virruso rimette il pallone nelle parti di La Rosa. Pressing alto di Ipsale, Cottone torna da La Rosa, ancora La Rosa insiste, guarda dritto negli occhi Raffaele Ipsale che fa una grande chiusura. Attenzione, palla è buono ancora per Delisi, riprende palla Paolo Ipsale che poi torna dal suo numero 5, chiuso in questo caso da La Rosa, rimessa ancora per il Leonforte. Sainé, ancora il 26, torna da Ipsale, Miceli vuole inserirsi, Miceli, Virruso, non era scontata questa parata perché c'era stata forse una deviazione, comunque era chiuso Virruso, oltre al sole che gli sta continuando a disturbare la vista. Un altro tiro provato qui da Ipsale però impreciso. Sainé se ne va, giocata, Sainé al centro, cade a terra disperato Malik Sainé, era la grande occasione qui per
numero 26, contando che c'era solissimo al centro Raffaele Ipsale che non può arrivare sul pallone, almeno in prima battuta, poi era riuscito un attimo a tenerlo in campo, ma solo per un attimo. Calvaruso appena entrato, i primi cambi, le prime mosse per mister Calandra. La Rosa, Runfolo, il tiro del dietro forse, vediamo. Infatti, calcio d'angolo. Calvaruso sul punto di battuta per la Rosa, un'altra volta ha provato la conclusione al volo, un'altra volta però è uscita male. Usciti Runfolo e Delisi, entrati Calvaruso, Ricotta, altra mossa di Mista Calandra. Se n'è al centro dove c'è Micheli che aveva provato ad accedere subito il pallone, senza poi qua il tiro provato a sua volta dalla Rosa. Cottone, anche a lui, siamo in casa Ricotta, ancora dove c'è la Rosa, sempre lui, la Rosa, aspetta, non va la conclusione, ancora la Rosa, ministro fuori misura, un'altra volta. Altri cambi per mister Buttafuoco, proprio da Alessandro e anche Silvestro Ipsale. Insiste Sainè al centro dove c'era Silvestro Ipsale che poteva sicuramente rispondere mettendo il pallone in gol, di poco imprecisa però la diagonale tagliente di Sainè che ha sicuramente avuto un ottimo impatto sulla gara. Per la Rosa, Cottone, la Rosa, Ricotta, ancora la Rosa, un po' di rischio, Calvaruso, pressing altissimo del Leonforte, prova a uscire Calvaruso, lo fa bene, attenzione qua per Alessandro che poi prova anche a pensare al tiro, attenzione per Rimani, ci ha provato Micheli in questo caso ad andare direttamente in porta dopo il tentativo deviato di D'Alessandro. La Rosa rischia ancora il tram. Ricotta, azione un'altra volta di Micheli. La Rosa è un po' in difficoltà con il sole, va da Virruso, adesso più indulgente la nostra grande stella nei confronti di Virruso. Attenzione Calvaruso nel frattempo, va dove c'è Cottone, Calvaruso, la risposta di Ipsale, pallone per il tram, sarà rimessa laterale, non può andare quindi direttamente in porta la Rosa. Buono per Ricotta, ancora lui, Ricotta, le parti di Palazzotto, è entrato nel corso di questa azione, numero 8. Virruso a cercare Calvaruso, l'idea non era male ma finisce sul fondo laterale. Non aveva capito Raffaele Ipsale che infatti stava battendo la rimessa al fondo. Poco male, pallone ceduto a Paolo Ipsale d'Alessandro. Continua ad andare il Leonforte, abbiamo superato la metà del primo tempo, 9:20 alla fine di questa prima frazione, ovviamente tutti di gioco per il tempo effettivo in vigore qui in Serie C1. Ancora per la Rosa, 0-0 il punteggio, l'ambiente sport di Leonforte, casa del città di Leonforte, per i mille tifosi ovviamente la squadra simbolo della città. Time out chiamato da mister Calandra, 0-0 come dicevo il punteggio, 8 minuti e 54 alla fine di questo primo tempo. Bella gara finora, piena di emozioni che però non sono tramutate in gol. Entrambe le squadre stanno giocando, non si stanno risparmiando e questo concede anche ampi spazi per la ripartenza avversaria oppure per poter fare effettivamente male alla squadra avversaria.
Ricordando che questa è la gara valida per la 12ª giornata del campionato di Serie C1 Girone A, la penultima del girone di andata. Chiuderanno entrambe le prime parti di campionato Leonforte 3M settimana prossima, Leonforte contro l'Acregas, 3M invece contro la Vigor San Cataldo, battuta proprio nell'ultimo turno dalla città di Leonforte per 7-4. Piccola curiosità, 3 vittorie nel corso delle prime 11 partite per il Leonforte, ha sempre segnato 7 gol. Una squadra che comunque segna molto, subisce anche molto. Palla Ipsale prova ad andare dalle parti di Sainè, nel frattempo il gioco ovviamente è ripreso qui all'ambiente sport di Leonforte, ancora 0-0 come potete anche vedere lì nella grafica al centro del vostro schermo. Sole che sta man mano calando qui all'ambiente sport, la palla è ancora favorevole per la squadra di casa. Alessandro prova ad andare, c'è Ipsale fermato il 20 che però ritorna sul pallone, non c'è niente per il duo arbitrale su questo scontro tra lui e la Rosa. Calvaruso apre il campo dove c'è Palazzotto, ancora Palazzotto, Sainè a tenerlo stretto però nei limiti del regolamento. Sono 2 falli commessi finora dal 3M nel corso di questa partita molto corretta. La Rosa prova a insistere anche la Rosa, non riesce a trovare un varco, prova adesso a trovare Calvaruso al centro, continua Calvaruso, Ricotta murato e poi attenzione al Palazzotto, fermato però dal suo compagno di squadra Ricotta che prova a togliersi per regalare lo specchio della porta al tiro di Palazzotto che però respinge in rimessa laterale. Cambi per mister Buttafuoco, è entrato Castro nel frattempo nei 4 di movimento del Leonforte. Fallo qui di Ipsale su Calvaruso, il primo commesso dalla formazione di casa e Daniel 3M che ha già battuto questo calcio di punizione con la Rosa. Controllo di Ricotta regolare in campo, ancora Ricotta dove c'è Palazzotto, deviazione finale di Castro. Si lamenta tutto il popolo di Leonforte per questa rimessa non concessa dal signor Lombardo. Poi proprio mister Buttafuoco, qualche componente della panchina continua a protestare. Poi cambia idea l'arbitro, convinto anche dal parere dei ragazzi del 3M che hanno detto che era uscito il pallone, onesto anche per Ricotta e la panchina palermitana a dire che l'azione era irregolare perché il pallone era già uscito completamente lì dalla metà campo del Leonforte, ancora con tra i piedi d'Alessandro. Uscita ancora palla la squadra in maglia bianca, Ipsale, Sainè, ancora Paolo Ipsale, si scorda per un attimo il pallone, poi va dalle parti di Raffaele Ipsale che fa però palla, attenzione per Calvaruso, il miracolo qui di Ipsale, ancora pallone buono per Palazzotto che appoggia dietro dove c'è la Rosa, potrebbe anche andare in porta. Ipsale un'altra volta si prende gli applausi del pubblico di casa, grande parata un'altra volta qui su Calvaruso. Attenzione qua al tiro provato un'altra volta da Paolo Ipsale, ovviamente lui è uno che la porta la vede, è uno che la porta la trova, la sente. 22 reti stagionali in campionato finora. Attenzione pallone qua passa Birruso, in qualche modo l'aveva vista, fortunato anche l'intervento, concede solamente calcio d'angolo. Dall'altra parte arriva Castro per battere lui di nuovo in maniera velenosa come prima, preferisce appoggiarsi a Ipsale. Costruzione di sinistro di Paolo Ipsale, lì nella parte mancina del campo è rientrato anche il capitano Luca Ipsale. Nel frattempo pallone che continua a camminare da parti la Rosa, Calvaruso, Palazzotto, Ricotta, Palazzotto, Calvaruso,
La Rosa. La Rosa. Alvaruso spalla alla porta, si gira. Azione doppia prima di Raffaele Ipsale, poi di Luca Ipsale e poi calcio d'angolo, quindi assegnato al 3M dopo il rischio concesso. Va palazzo il tiro, un'altra volta, bravissimo Ipsale, ottima risposta un'altra volta del numero 12, che però è chiamato a restare un'altra volta. Perde il pallone la Rosa. Sta prendendo qui Ipsale, riprende palla Fuschi, può andare quindi la Rosa. Bravo qui un'altra volta da Alessandro a dire di no. Alvaruso. Di confusione, mancano 4 minuti e 39 secondi alla fine di questo primo tempo. 0-0 ancora tra Città di Leonforte e 3M. Reti bianche, merito anche dei portieri fino a questo momento. Attenzione qua ancora Leonforte che però viene fermato. Contropiede possibile per il 3M. Può andare quindi Fuschi, che ha visto, ha sentito la porta, poi Ipsale deve toccare subito il pallone perché c'è l'altro minuto Cicottone. Adesso tanta esperienza in campo per il 3M. Prova Ricotta a fermare la parte del campo Paolo Ipsale, l'unico forse veramente giovane, under, che può dare freschezza assieme magari un po' anche alla Rosa. E si diventa Ricotta in questo momento per il 3M. La Rosa, giocate ubriacanti sulla fascia mancina che però vengono poi contrastate a tempo debito dalla formazione di casa. Ancora Fuschi, minuti quindi anche per lui. Cottone, la Rosa, uscito di forza, è rientrato Runfolo in campo, si ricompone quindi il partito iniziale, se non fosse ovviamente per la presenza di Fuschi, che è rientrato in campo nel derby contro il Palermo dopo un anno di infortunio, quando era ancora Fuschi, fermato da Castro. Calcio d'angolo quindi per il 3M. Attenzione qua, l'incertezza commessa tra Runfolo e Cottone, non sono capiti inconsapevolmente. Virruso poi ha messo il pallone rimessa laterale, non pressa, non accetta comunque di continuare il pressing il Leonforte, che sembra un pochettino anche sulle gambe in questo finale di primo tempo, sta accettando di più di chiudersi a rombo. Ipsale riprende palla, un'altra volta che c'è Castro, ancora Paolo Ipsale, bomber del Leonforte, va in porta, prende il palo, sfortunato Paolo Ipsale, sfortunato il Leonforte, non è neanche il primo palo colpito di una porta che continua a muoversi, quella dell'Ambiente Sport. Presa di mira da tanti giocatori, chi di esperienza, chi di freschezza, chi di talento puro. Questa formazione tornata alla vittoria dopo averne centrate due nelle prime due, un vuoto importante. Potrebbe ancora a Castro, fermato dal campo che finisce, ancora pallone quindi per il 3M, sempre con la Rosa, sempre Cottone al centro, Runfolo sblocca la partita, il 3M con il suo numero 19, 1-0 quando mancano praticamente 150 secondi alla fine del primo tempo. Riesce a trovare l'imperfezione, una difesa finora perfetta del Leonforte.
Peccato per il Leonforte, aveva fatto davvero un'ottima prima parte di gara, facendo pochissimi spazi al 3M, sempre ben contrati comunque in ogni caso, anche da Raffaele Ipsale, numero 12, che si è particolarmente distinto in questo momento tra i pali del Città di Leonforte. Sblocca la gara a Runfolo, uno dei più carichi e caricati di responsabilità oggi da mister Calandra. Proprio sbaglia un passaggio che per poco Ipsale non sfrutta. Palla per la Rosa. Virruso. Cottone. Impreciso il pallone per la Rosa. Prova a reagire quindi subito il Città di Leonforte. Dopo un primo tempo dove comunque sicuramente meritava qualcosa in più, 3M ha sfruttato l'occasione giusta, ha aspettato l'occasione giusta. Resta Ipsale. Trova Luca Ipsale, deviazione che favorisce un'altra volta il 20, che però manda il pallone sull'esterno della rete, rischia ancora il 3M. Virruso, bravo nell'occasione del tiro di Luca Ipsale a coprire quanto più specchio possibile, aiutato anche dai suoi difensori. Attenzione alla Rosa che rischia, Cottone lo aiuta. Ancora il 10, Tunnel che favorisce la corsa di Fuschi, ancora Fuschi, fermato da Castro. Può andare il 9, Cottone, Runfolo. Ora il gol del vantaggio 3M, l'unico finora visto oggi qui all'Ambiente Sport per Cottone, perché non riesce a servire la Rosa, non si prende neanche il fallo. Se ne va la Rosa, può insistere il 13, era l'ultimo uomo del 3M, infatti rischia qui sul possibile contropiede, dove spunta addirittura Virruso a fermare Paolo Ipsale, non ci riesce. Il numero 2, poi sfortunatissimo il capitano Luca Ipsale, era lui ad aver portato alta la pressione in questi ultimi secondi di primo tempo, 47 alla fine. Entra Miceli anche per cercare di dare qualità alla manovra leonfortese. Attenzione ancora a Paolo Ipsale, deviazione che non c'è in realtà, quindi solamente visione ottica, ha colpito male, quindi il miglior marcatore stagionale finora del Città di Leonforte. Ancora Cottone, piano piano per cercare Ipsale invece. Poi qua si è sentito lo scontro tra Ipsale e la Rosa, che riesce ma che voleva andarsene. Rischio pagato qui dal 13, che adesso va alle parti di Runfolo, che non riesce però a servire bene Cottone, che comunque arriva sul pallone. Sempre Cottone, trova la Rosa che mette a sedere Ipsale. Sinistra però finisce sul fondo. Attenzione per Miceli che parte a sinistra, ancora Miceli, prova il tiro. Vede che mancano 6 secondi alla fine, quindi l'ultima occasione credo questa del primo tempo. Miceli, dove c'è Ipsale, deviazione che non c'è neanche in questo caso, quando è lontano Virruso a cercare Fuschi che controlla Fuschi, in qualche modo finisce però il primo tempo. Duplice fischio del duo Lombardo Di Bono, si va a riposo con il parziale di 1-0 per il 3M. Per ora decide il gol di Runfolo. A tra poco. Noi abbiamo sfruttato anche delle buone giocate al primo tempo, siamo riusciti a passare con un doppio vantaggio. Nel momento cruciale della partita siamo rimasti anche uno in meno e ho cercato sempre di tenere i due attaccanti, se tu ci hai fatto caso, fino a un certo punto della partita. Poi ho cominciato a capire che magari potevamo avere qualche difficoltà, soprattutto perché loro spingevano, avevano il vento a favore, cercavano giocate, cercavano punizioni, cercavano calci d'angolo, cercavano di recuperare. Abbiamo trovato una squadra che gioca anche un buon calcio, tanti ragazzi, senza tralasciare che la mia squadra aveva fatto l'ultimo primo tempo e una buona parte del secondo tempo.
abbiamo sperato anche la possibilità di passare sul 3-0, abbiamo subito il 2-1, a pochi minuti alla fine, è normale, submettere un po' di paura, qualche calcio d'angolo, qualche situazione di mischia e sono riuscito a ottenere questo 2-2, dove poi alla fine ti può rimanere il rammarico, però devi essere sportivo e dire che il Castelbuono fino alla fine ci ha creduto di pareggiare, come ci siamo riusciti noi domenica scorsa, ci è riuscito anche il Castelbuono 8-2. Per cui ho detto ai ragazzi che ci teniamo alla prestazione, c'è il rammarico e lo scoramento di non aver ottenuto questi 3 punti, però già dobbiamo pensare alla prossima perché soffermarsi significa trovarsi in difficoltà anche nelle prossime giornate, per cui dobbiamo pensare che già da martedì dobbiamo rimetterci di nuovo in moto e cercare innanzitutto di recuperare quegli uomini che in questo momento sono fuori e poi vedere se nel calciomercato abbiamo ancora qualcosa per fare, cercare di rinforzare anche la squadra in qualche modo. Contrasto e non, perché non si è neanche capito, ho sentito questo dolore forte alla testa della caviglia, però non era nemmeno doppio, per cui poi le prossime 24-48 ore, nel senso con una radiografia, qualcosa, insomma, a livello clinico cosa che farà, vedremo un po' che cosa è l'entità del danno, con la speranza che non ci sia niente di essere, soltanto più la paura che tutt'altro. Peccato perché sappiamo che Vigo e Benzancampo è uno che ha giocate, a corsa, in fase di possesso è uno che gioca abbastanza bene, in fase non possesso è uno che recupera tanti palloni. Però vabbè, dai, chi è subentrato ha fatto anche bene, che era cintura, peccato perché poi con il doppio giallo ci siamo ritrovati a rincorrere sempre e come ho detto prima ho cercato di tenere fino all'ultimo i 2 attaccanti, ma quando ho visto che ancora a Castelbuono spingeva, tante volte è meglio cercare di mettere qualche altro centrocampista in più, però poi alla fine visto, tante volte non basta nemmeno, però sono contento dei miei ragazzi, della prestazione e di aver fatto un'ottima partita, perché quello che mi tengo, se non il risultato non mi ha premiato, la prestazione penso che sia sotto gli occhi di tutti, giocare in 10 contro 11, noi abbiamo scorato sul 2-0, poi di volte il 3-0, addirittura in un tiro con Tripoli, è stato bravo il portiere, un po' meno bravo Silvio, però ormai dobbiamo archiviare e pensare alla prossima. Doni è stato tutta la settimana con febbre, vomito, per cui non lo potevo nemmeno utilizzare. Se avete fatto caso, avevamo tanti infortuni, arrivavamo a 17 persone, 17-18, ma 1-2 non erano nemmeno utilizzabili al 100%. Però, ripeto, non siamo qui a giustificare l'eventuale pareggio perché mancava uno, mancava l'altro, ma io dico che questi ragazzi, come il Castelbuono, hanno tirato fuori una grande prestazione. Penso che con tutto questo freddo la gente che è venuta a vederci non si sia annoiata.
Sta per ricominciare la sfida qui dall'ambiente sport di Leonforte. 1-0 finora il parziale dopo i primi 20 minuti di gioco tra 3M e Città di Leonforte. Per ora decide il gol a 150 secondi dalla fine del primo tempo di Runfolo, che sicuramente si è tolto anche un po' di responsabilità di offro. Nuovo il tiro, Runfolo! Detto fatto, raddoppia subito lui, doppietta quindi per Runfolo, 2-0. Stavamo parlando proprio di lui, mi sono bastati 11 secondi per trovare a rete del 2-0, doppietta per Runfolo. Luca alle mani di Psale, che è stato fantastico nel primo tempo, e si è ripetuto subito il portiere del Città di Leonforte. Bravo Runfolo comunque a colpire nel segno un'altra volta la formazione avversaria. Stavo scelto al primo minuto uno dei principali asset di mister Calandra oggi, e ha risposto presente. Ancora Runfolo, stavolta non va verso la porta, si gira dove c'è La Rosa, ancora Cottone, Calvaruso, La Rosa, Cottone, Rosa, e c'è Calvaruso che è anticipato, può ripartire poi Psale, Miceli, ancora lui, che va in calcio d'angolo mentre c'è un fallo cumulativo puntato in favore del Leonforte per questo sgambetto a Luca Psale. L'azione era continuata, la prova del capitano Felix Psale, Poli Psale, dove il sinistro colpisce Virruso, che riesce anche in due tempi a farla sua e manda lontano. Sempre Psale, ancora buono per Runfolo, che prende palla il 20, attenzione a Psale che colpisce Cottone proprio alla bocca dello stomaco, infatti in questo momento si sta contorcendo al dolore Daniele Cottone, nuovo volto del 3M Calcio 5 in questo mercato di dicembre, prende a 10 di Amici per la partita di direzione Isola, lui che viene dalla Serie B, dal Plus Palermo, diverse le esperienze anche nella Lega nazionale per lui, Bagheria, Isidoro, sono diverse le esperienze del curriculum di Daniele Cottone, che in questo momento però a terra, dolorante dopo il colpo subito qui da Paolo Psale, che l'ha colpito proprio all'altezza della bocca dello stomaco. Lo aiuta il massaggiatore della formazione palermitana Sampino, che addirittura lo rialza. Vediamo se sarà in grado di continuare Cottone, che continua a sentire delle fitte, infatti credo che lascerà momentaneamente il posto a Delisi. Cambio quindi nella formazione nero-verde, esce Cottone, un po' dolorante. Si continua per a giocare dopo un minuto, pallone che viene ridato al Leonforte, dicevo, dopo un minuto di gioco in questa ripresa. Attenzione a quello che passa con Izzale, che magari voleva trarre in inganno sia Rosa che Virruso. Si è passato di Una scandalo. volta non impreciso però di Delisi, che cercava Runfolo. Rischia qui Psale, riprende palla Runfolo! Provato il tiro, un'altra volta il 19, pallone che non riesce però a colpire per la terza volta oggi Psale. Leonforte può continuare quindi. Luca Psale per Miceli, pallone che viene rimpallato in favore del 3M, ancora Delisi, La Rosa, Delisi, Runfolo, ripreso qui Psale che però se lo scorda, e qua deve commettere il fallo e subire il giallo
Raffaele Ipsale, più giovane dei due, classe 96, il portiere invece omonimo, classe 95. Si è ben distinto, come dicevamo nel primo tempo, peccato il gol di Rinco, non è stato precisissimo a rispondere. Che ci vai, che non è scuola Fallo, primo commesso dal Leonforte in questa ripresa, primo giallo anche alla gara, una gara molto corretta nel corso del primo tempo, pochi falli fischiati, nessuno valevole da giallo e pallone qua, si perde un'altra volta sul fondo, diagonale di Rumplo che voleva la corsa di Calvaruso. Ipsale, continua il 20, Ipsale, Luca Ipsale fermato da La Rosa. Poi per padroni di casa Miceli, come sinistro di Ruso, la colla nelle mani e ferma questo pallone stoppandolo. Calvaruso non può controllare, Ipsale lo mantiene in campo perché forse gli aveva sporcato un giocatore del Leonforte. Nel dubbio pallone ancora per i bianchi, ancora con Paolo Ipsale, se ne va Ipsale, forte il sinistro del numero 20 che si chiude però sul fondo. Ho detto già all'estinimento nel corso del primo tempo, uno dei migliori marcatori del campionato di C1, Paolo Ipsale, con 22 reti segnate in questo inizio di stagione, che a dire il vero entrerà la settimana prossima nel suo giro di boa. Al centro, bella l'idea, qui a cercare un'altra volta il 20 da parte di Miceli, attenzione poi qua La Rosa fermato con fallo da Luca Ipsale, calcio di punizione per il Trem. C'è La Rosa sul punto di battuta, sta nella barriera Raffaele Ipsale, il suo omonimo è Luca Ipsale a difenderlo, qui per il 5 si stacca, continua a far lottare con il signor Dumono la barriera, va La Rosa, doppia tripla deviazione, l'ultimo tocco è di un giocatore del Leonforte. E allora ancora palla per il Tren. Calvaruso può andare anche alla conclusione, forse voleva una soluzione sul secondo palo qui Cristian Calvaruso, che dopo la partenza di Amici è adesso il miglior marcatore, giocatore in attività per mister Calandra, stagionale ovviamente. Non è qua che si perde sul fondo dopo la deviazione di Delisi, calcio d'angolo per il Leonforte, la palla che passa, Miceli, buca di Ruso che aveva comunque fatto la parata, coefficiente di difficoltà altissimo, bravo però Miceli a trovare il gol che ti mette lo svantaggio. Rete di Miceli, Antonio Miceli, uno dei giovani più di prospettiva del Leonforte, già nel giro della rappresentativa regionale siciliana Under 19. Trova rete che adesso galvanizza il pubblico di casa, è arrivato il 2-1, è arrivata quella che è una doccia fredda anche per il Trem, che il gol di Rumpolo poteva anche capitalizzare meglio l'inerzia di questo match, che era sicuramente a favore dei neroverdi. Adesso Leonforte che spinge per trovare addirittura il pareggio nello spazio di pochi secondi. Ipsale, Paolo Ipsale, Miceli, Ipsale va il passaggio, fa andare con Calvaruso, ancora per La Rosa, la parata di Raffaele Ipsale. Se ne va poi Leonforte, ancora con Paolo Ipsale, il Ruso un'altra volta apre la gamba mancina e para.
Ricotta, penetrato, la scelta di Mister Calanda per rinvigorire una squadra demoralizzata dopo il gol dell'1-2 di Miceli. Calvaruso, Ricotta, dove c'è la Rosa, trova una trota Ricotta, Calvaruso! Azione da manuale 3M che trova il gol numero 3, Calvaruso, 11 in campionato per lui, 3-1. Cristian Calvaruso gioca quindi il suo personale score 11 stagionali per lui. Bravo, un'altra volta, così come sta brava la manovra offensiva del 3M, creare quei presupposti per il gol. Colpito da dietro, vogliono il calcio di rigore i tifosi del Leonforte. Vediamo se continua però l'azione con Polipsale, e poi qua entra male, giallo, a terra la Rosa, se ne va subito a scusarsi, giallo per lui, secondo della gara. Allo brutto qui di Sainé, forse anche un po' demotivato dopo il gol subito e dopo quella strattonata in area di rigore che voleva sicuramente vedere un esito diverso a livello arbitrale. 3-1 per il 3M, 1-3 per essere più precisi. La rete di Calvaruso risponde a quella di Miceli che aveva galvanizzato l'ambiente a sfera. Virus addirittura si alza, ha provato a giocarla così il 3M, alzando la posizione del suo portiere così come se stesse giocando con il quinto d'attacco. Ancora Ricotta, torna dove c'è la Rosa. Calvaruso, la Rosa insiste, fermato il 13, punta Sainé, passaggio impreciso per Castro. Palla ancora una volta per Ricotta, la Rosa, Calvaruso, ancora pallone buono per D'Alessandro, i cambi di mister Buttafuoco, Sainé, D'Alessandro e Castro, con Miceli l'unico confermato dei 4 prima dell'1-2. Attenzione, la Rosa se ne va con ripercussione, De Lisi arriva, De Lisi fermato da Castro in maniera eccezionale, ancora pallone buono per Ricotta però, e allora ancora 3M, ancora De Lisi, fermato, tentativo di conclusione e poi qua Ipsale non riesce a mandare subito avanti per cercare qualcuno dei suoi compagni che erano scattati. Ebbene, nella campo avversaria, Sainé, Castro, ancora pallone buono per D'Alessandro, colpito Miceli, una volta rischia Miceli, alla buona ancora per D'Alessandro. Miceli, ho visto benissimo che fa finta di niente, l'ha deluso, per questo io dico. Miceli rischia qui, Castro, alla viene ripresa la Rosa che però non prova il contropiede, si appoggia a Ricotta che viene mangiato da Ipsale. Attenzione ancora a Miceli, colpito alle spalle, numero 7 Castro, arriva Ricotta, non si placheranno le proteste, Ricotta 4-1, pollice in bocca per lui. Anche io di una figura, un caniglio, auguri a Ricotta, 4-1. Dicevo, non si placheranno le proteste, nello spazio di pochi secondi, il contrasto tra Castro e la Rosa, il pallone mandato avanti, Ricotta colpisce Ipsale, 4-1 quindi.
adesso qualche discussione in panchina con Runfolo, primo a essere abbastanza galvanizzato. Ma uno ci sta, può perdere, perché non è Continua a protestare mister Calandra, che ha dato fastidio qualche cosa proveniente dalla panchina del Leonforte. Tutto però mi sembra essere tornato sui binari della regolarità. E allora 4-1-3, rete di Ricotta. Ipsale, entrato in campo Ipsale, è buono per il numero 9 d'Alessandro Virruso. Lo stop va a Calvaruso, ancora il 7 Calvaruso, pallone rimpallato come un flipper nell'area di rigore, adesso metà campo del Leonforte, mantiene il pallone qui quinto poi da Calvaruso. Si sta accendendo la gara, molto calma nel primo tempo, ha assunto un altro connotato qui nella ripresa. Attenzione a Sainé, andato Ricotta, La Rosa, Calvaruso per il gol del 3-1 De Risi. Ricotta punta bene qua Castro, Ricotta lo sgambetta per evitare che possa ripartire in contropiede. Si scambiano subito un cenno d'intesa Castro e Ricotta. Ma attenzione, arriva al centro Sainé, dove c'è Ipsale, ancora Castro, un'altra volta sgambettato, un'altra volta a terra. Si lamenta Fuschi, neoentrato. Rimessa per il Leonforte ancora. Ipsale pensa al mancino, bravo Calvaruso a fermarlo. Castro, Ipsale trova ancora Libremaio su mancino, stavolta si intestardisce sul lato di destra, sempre Paolo Ipsale, guardare i suoi compagni al centro. Ipsale, Sainé, esce Calvaruso, un'altra volta l'ultimo tocco però è il suo. La Ipsale, Alessandro, Sainé, Castro, viva palla del Leonforte, ancora Alessandro, ancora Castro, per i mancini c'è Sainé, Ipsale torna sul destro, ancora Ipsale, fermato ma quando torna a lui che colpisce Virruso, calcio d'angolo. Propone D'Alessandro, pallone fuori per lui. Dest un'altra volta interessante ma che finisce sul fondo, e per qua Ipsale in qualche modo anticipa Fuschi, Virruso la stoppa per La Rosa, ricomincia a giocare quindi 3M. La Rosa rischia sul pressing alto dei giocatori avversari. Di prima Calvaruso a cercare il numero 13 che si era sganciato alla sua metà campo per andare dall'avventura. Ancora Ipsale! Un mancino fulminante, quello di Paolo Ipsale, 2-4. A 4, time out. Quando mancano 10 minuti alla fine, proprio alla metà della ripresa. Già finiti 60 secondi di pausa tecnica, 2-4, possono essere due distanze tra Leonforte e 3M, gara bella, gara viva, e mancano ancora 10 minuti in questo secondo tempo, che già gira nel metà campo del 3M. Calvaruso
Ricotta, Fuschi, Forte, sempre forte! Fuschi. Se ne va Calvaruso con una grandissima giocata. A scendere Calvaruso, Ricotta, salta il portiere! Si conferma Ricotta, ma qui la giocata è clamorosa di Calvaruso che ha messo in porta il suo compagno. 5-2, un'altra volta, pollicione verso la telecamera per Ricotta. Ma viene fuori, però si ammazzano una vita e poi fanno cose di stupido. 5-2, risponde subito al gol del Leonforte il Trem, fa doppietta anche di Peppe Ricotta, buonissimo, la formazione nero-verde. Sainé, non va al tiro, il tacco qua tentato da Miceli e poi non sarà la Rosa, pallone ancora buono, la Rosa, esiste la Rosa, bloccato, allora ancora Sainé, non se ne va, Ipsala allora porta avanti il computo delle azioni. Micheli, Ipsale, insiste Ipsale, bravo, Ricotta, chiudere lì sull'out di destra per il Leonforte, che ha provato un'altra volta a vedere il destro di Alessandro sulla tre quarti campo avversaria. E Virruso chiamava Ricotta con voce, non si era girato il 27. La Rosa, Cottone impreciso, Sainé, ancora Sainé, fermato da Cottone che è rientrato in campo dopo la pesante botta subita inizio ripresa all'altezza della bocca dello stomaco da Alessandro, fermato da Fuschi, può andare Ricotta, Sainé però riesce in qualche modo a competere per questo pallone e ottenere anche il possesso. E allora ancora le parti destre del campo del Leonforte con Ipsale, bravo Virruso e ha rientrato sul mancino Ipsale. Ma veramente, bellissimo, ma non entrano i gol. Calcio d'angolo, ci crede il Leonforte. Miceli, Avanti un'altra volta fuori però, inclusione del sinistro. E poi Fuschi di prima intenzione con la testa a girare il rilancio di Virruso, bravo Raffaele Ipsale a dire di no. Fuschi che va dietro, arroccato il Trem, prova adesso a sporgere il viso oltre la linea di metà campo. Cottone, ancora Cottone, Fuschi, la Rosa, fermato, allora il pallone in campo per Sainé che mantiene il pallone in campo, Miceli, sinistro forte e impreciso, il peccato originale in questa azione per Miceli è quello di non aver servito bene Sainé. Contesimo Virruso, un'altra volta Ipsale, centimetri di Fuschi sono sicuramente un pericolo. E ancora prova ad andarsene qui Miceli, Ipsale, le giocate di Ipsale! Il pallone non passa perché c'è un super Virruso, lascia Ipsale, ne abbiamo ancora per Miceli che va sul sinistro, Ipsale, insiste lui, prova a tornare da Miceli, due autori dei due gol del Città di Leonforte. Che giocata ha fatto poco fa Paolo Ipsale, che adesso torna per il pallone, sempre a rientrare sul sinistro che non viene però provato, poi trattonato la Rosa, calcio di punizione qui per il Città di Leonforte. Mancano 7 alla fine della gara, 7-19 per essere precisi ovviamente di gioco, quindi per ora il cronometro è fermo in virtù delle regole del tempo effettivo che credo come già sapete, come già siete abbastanza abituati sui nostri canali sportivi, è effettiva, è in vigore in C1 quando Ipsale colpisce Fuschi che era messo lì in barriera bene da Virruso. Ancora Ipsale, Sainé, prova il tiro esterno della rete, respira il Trem, Virruso va lontano, Fuschi un'altra volta, per me la calamita sui rilanci di Virruso, il pallone attratto dal numero 9, l'ultimo tocco qui è proprio di Fuschi che voleva rimessa a favore, poi
viene redarguito qui dal signor Lombardo per aver allontanato il pallone. Ipsale fermato qui da Runfolo, rientrato in campo. Cottone, La Rosa, il sombrero della Rosa che se ne va, ancora La Rosa, Ipsale, possibile 3 contro 2 per il Leonforte. Ipsale trova, almeno voleva trovare Sainé, bravo un'altra volta La Rosa che poi colpisce il suo compagno Fuschi che era in procinto di correre lì sulla fascia destra, colpito al rilancio La Rosa. Ancora palla per il Leonforte, ancora Ipsale, ma sul sinistro, fermato da Runfolo, che poi con calma prova a trovare La Rosa e ce la fa. La Rosa insiste, La Rosa traversa scheggiata, il pallone che esce fuori, lo scavino La Rosa, non ha successo. Ipsale. Fuschi prova a fermare qui Miceli. Dai, forza Antonio, dai! Attenzione perché Esce Paolo, dai! Ipsale. C'è il quinto per il Leonforte. Ipsale. Siamo tra i 3 Ipsale in campo. Raffaele Ipsale, Luca Ipsale, stiamo tra i due, chiamato in cosa Miceli, giro palla al Leonforte per cercare di sfruttare la superiorità numerica in termini di giocatori in movimento ovviamente, ma il rischio adesso è importante, esce Ipsale, colpito calcio di punizione e si leva, un urlo sicuramente non di felicità qui la tribuna dell'ambiente sport, chiamiamola così, il centro sportivo Leonfortese. Cottone, le giocate di Cottone, che poi però rischia di perdere il pallone. Runfolo la chiama Fuschi, pallone per lui, ancora Fuschi, sul destro, ora sinistro, fermato di Ipsale. Fuschi, Runfolo, Cottone, Viruso, guarda lontano c'è Fuschi, voleva fare la sponda credo, più che cercare la porta, nessuno però a portare avanti l'azione assieme al numero 9. Adesso vediamo se riuscirà Raffaele Ipsale e se rientrerà, quindi Marraffino, punto d'attacco designato da mister Buttafuoco, si esaudisce il cambio. Ipsale, Raffaele Ipsale, l'ultimo rimasto in campo, dopo uscire dal portiere Marraffino, con al centro Virruso che potrebbe anche pensare di andare in porta, impreciso Virruso, sarebbe stato anche la chiusura di un ottimo match per lui, anche se ancora mancano 4 minuti e 24 secondi alla fine della partita, ovviamente tutti a giocare. Ipsale, Nudo Ipsale, scambio tra i tre, cercare il momento giusto, gli errori non sono più concessi per il Leonforte. Ipsale continua gli scambi velocissimi a favorire il 20 fermato, doveva andare forse prima in porta Paolo Ipsale, togliamo il forse, trovato, pescato perfettamente al centro dell'area di rigore del Trem, continua a difendere in maniera ordinata, sistemata, accettando il rischio, sapendo che riprendere il pallone può portare a un gol quasi sicuro. Qua aumenta l'intensità del passaggio del Leonforte, anche con Marraffino che conquista questa rimessa. Le urla ormai si sprecano da una panchina all'altra. Marraffino lontano dove c'è un'altra volta Luca Ipsale, Paolo Ipsale, continua gli scambi, faccia palla al centro che arriva, Virruso la prende e poi il cestino un pochettino, Marraffino fermato e ancora bene Paolo Ipsale, 3-5.
Virruso non è riuscito ad andare subito in porta, troppa frenesia per lui, poteva essere 2-6 e 3-5. Paolo Ipsale, 24 in campionato, sempre più bomber di questa C1. Virruso, mancano 3 minuti alla fine, tutto da vivere qui all'ambiente sport. Pensa al pallone che qua favorisce la difesa di Cottone. Rumpolo, serve Ipsale, che aspetta, ancora Ipsale, fermato da Calvaruso, pallone che continua a schizzare, attenzione 3 contro 1 3M. Rumpolo, fermato da Miceli, che mantiene anche il pallone in campo, e serve Ipsale, che potrebbe mandare in porta Paolo Ipsale, che non passa Virruso, grande parata, ma palla ancora poco di 20, che aspetta, Ipsale! Non si sono capiti qui, 20 e il 10. 160 secondi alla fine, ha avuto l'occasione per trovare il 4-5 qui, il Città di Leonforte. Il pubblico è tutto per la squadra di casa. Il 3M prova a mantenere questi 2 gol di vantaggio che si è conquistato con merito nel corso della gara, che sta per chiudersi. Ipsale fermato, attenzione, Ricotta, contropiede per la Rosa, ancora la Rosa, Ricotta! Non c'era Raffaele Ipsale, che poi spacca il palo della sua porta, stava per cambiare. Ricotta trova la tripletta, 3-6. Questo cazzo di portiere volante! Fammi giocare il giocatore! Troppa frenesia qua da parte del Città di Leonforte di fare subito il quinto d'attacco, e infatti questo errore fregato Ipsale, e comunque da lì poteva fare ben poco. Attenzione, Ricotta a centimetri dalla quadripletta, Peppe Ricotta, ed è stato il gol numero 9 del suo campionato, lui che arriva oggi in questi 3-8. Attenzione ancora la Rosa, scatenato, la Rosa prova ad andarsene, bravo Ipsale, Maraffino è sul pallone, Maraffino, Virruso, e poi Calvaruso va lontano, un'altra volta a centimetri al palo. Che bel finale comunque qui all'ambiente sport. Occhio! Cottone porta avanti il pressing su Miceli che perde palla. Dall'arbitro ha rischiato un'altra volta qui il Città di Leonforte. Fallo qua, ci poteva anche stare, commesso da Calvaruso. Ipsale, lo scambio tra Ipsale, era spuntato un'altra volta Ricotta. Che gara di Peppe Ricotta, sempre più un asset importante per mister Calandra, il numero 27, che deve stare attento qua, forse poi non è uscito del tutto Ipsale, e poi Marraffino, sul sinistro fulmineo di Marraffino, 4-6. Chi lo sa, c'è ancora partita, mancano 85 secondi alla fine, si conferma il Leonforte una squadra che fa tanti gol ma che ne subisce altrettanti. Il 3M sicuramente una differenza reti positiva. Un giallo per Calandra, giallo per Calandra. Poi sono capiti quando la mister Buttafuoco, che è arrivata a scambiare qualche parola. Li facciamo riflettare ogni volta. 4-6. Ripeto, mancano 90 secondi, anzi per essere precisi 85 secondi alla fine. Una gara bellissima, soprattutto una ripresa, un solo gol nel primo tempo, ben 9 nel secondo. La Rosa, rischia la Rosa per pulire questo pallone, per trovare Cottone. La Rosa, ancora lui, se ne va con eleganza. Ricotta, colpito qua del Sale, giallo per il 20.
attenzione agli sforzi che si proliferano. Lì vicino alla panchina Fuschi si è arrabbiato molto nei confronti di Poli Ipsale per questo fallo che ha commesso su Ricotta. 67 secondi alla fine del secondo tempo, fine della gara. Attenzione perché questo è il quinto fallo commesso alla frazione dalla città di Leonforte e ovviamente al prossimo fallo sarà comminato un tiro libero, semmai ci sarà giallo per Fuschi per proteste e forse anche per l'atteggiamento ostile avuto nei confronti di Ipsale. Si perde ancora un po' di tempo. Quinto, ce l'hai, tranquillo. Continua anche gli scherzi con qualche membro, credo, della tifoseria comunque, si può giocare. Battuto i calci di punizione. Va lontano Virruso. Non stoppa bene il pallone qui Raffaele Ipsale. E allora palla per il 3M con Cottone. 1 minuto alla fine. Calvaruso ottiene il massimo, un calcio d'angolo. Cottone, se mantiene il pallone è uscito Raffaele Ipsale ma mandando il pallone in rimessa laterale. Cottone colpisce un'altra volta Miceli e ormai gioca col cronometro il 3M. 48 secondi alla fine. Il signor Di Bono va anche a scambiare qualche parolina con Calvaruso e Cottone perché sì, è calcio d'angolo, forse volevano perdere un po' di tempo, forse qualche discussione arretrata, vediamo. Cottone va lontano, dove c'è la rosa. Virruso con personalità il 3M, accetta il pressing avversario, va lontano Virruso, che c'è Calvaruso, poi attenzione qui al tiro di Cottone, fuori misura. E allora esce subito Ipsale, Marraffino, autore del gol del 4-6, che però è definitivo e chi lo sa, magari può cambiare. Sanè, il rischio qui che si prende Ipsale, Sanè, ancora per Luca Ipsale. Calvaruso prova a riprendere il pallone, non riesce a ottenere la rimessa, aveva visto che stava arrivando Marraffino, voleva toccare il pallone per farlo a sua volta toccare la Marraffino. Mancano 17 secondi alla fine. Ipsale. Allora è ripreso qui dalla Rosa, la palla di Ipsale e poi Calvaruso. Sorpassa il 10 ma non mette il pallone in porta. Mancano 7 secondi alla fine, ormai è praticamente quasi impossibile per il Leonforte. Ci prova Sanè, non è ancora buono per Ipsale che va in porta ma non c'è più tempo. Il 3M vince una gara resa difficile da un ottimo Leonforte, da un campo piccolo, da un pubblico impazzito per i tifosi e per i colori di casa. Finisce 6-4, ottimo Leonforte, ma non basta, il 3M d'esperienza e di virtù batte i padroni di casa. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi qui sui nostri canali di informazione e di trasmissione su YouTube Sportifili. Ricordiamo i marcatori per il 3M, la protezione di testa, la doppietta di Vincolo e i gol di Calvaruso bastano per battere un ottimo Leonforte che con la doppietta di Ipsale, rete di Miceli e rete anche di Marraffino aveva spaventato il 3M. Grazie a tutti per averci seguito oggi, ricordiamo anche tutti i nostri altri appuntamenti sia nella serata sia domani l'eccellenza. Grazie per averci seguito, alla prossima!